Grande. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Vabbè. Chi è che ci ha messo potevamo farcela anche noi. Si è portato tutta la campagna. Sì, sono solo 6 minuti. Come deve essere. Grazie mille. Storico per lei. È un risultato storico a livello nazionale, dall'altro devo anche dire che è un bel riconoscimento al lavoro che abbiamo fatto. Abbiamo lavorato, è il risultato del lavoro di una squadra, e avere così tanta fiducia dei veneti ci dà ancora più responsabilità e orgoglio nel portare a casa ancora gli obiettivi, tra i quali ovviamente il primo c'è l'autonomia. Si parlerà per giorni del dualismo con Salvini, qual è la sua posizione? Non esiste nessun dualismo da parte mia, non c'è nessuna velleità né politica né di scalate nazionali, l'ho sempre detto, i veneti hanno votato per il Veneto ed è giusto che il governatore scelto dai veneti lavori per il Veneto. Basta ragazzi. Soprattutto sui rapporti a nord-est con le altre regioni, quindi Venezia Giulia in particolare. Beh, sono ottimi, ho sentito Federica anche oggi, direi ottimi rapporti, siamo dei cugini vicini di casa, io dico sempre guarda che c'è qualche provincia che guarda di più al Veneto che al Friuli Venezia Giulia, ma come battuta, nel senso che continueremo a collaborare e a crescere come contesto territoriale come abbiamo dimostrato in questi anni.